Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14 Ultimate Team. Allora raga, spieghiamo un po' di cose. Allora siamo in Divisione 5 e ho cambiato un po' la rosa. Intanto devo ringraziare Luca e Simone. Allora Simone mi ha regalato un po' di contratti, mentre Luca mi ha regalato un po' di contratti, crediti, i miei giocatori, ne mi ha sistemato un po' la squadra, soprattutto mi ha consigliato di, come si dice, di fare due squadre così da far riposare i giocatori e intanto giocare con due squadre competitive. Quindi lo ringrazio tanto, grande Luca e grande anche Simone. Niente, allora siamo qua, allora bene, questa è la Dominatori Sexy squadra 1. Allora c'è, vediamo come nuovi acquisti Abate, Constant, De Rossi, poi Elsha, Niang, non so se forse Vidal l'avevo già preso, se non mi ricordo, sono un po' rincoglionito. Seleziona rosa, andiamo a vedere l'altra, Real Venezia. E su questa c'è, allora, consigli, Casares, Zapata, Maicon, Radu, Pogba, De Jong, Nainggolan, Muriel, Gervinhus e Quadrado, quindi due squadre della Serie A chiaramente, secondo me molto buone e ringrazio veramente Luca per i consigli che mi ha dato. Adesso dobbiamo fare le prime due partite della Divisione 5, speriamo di cominciare bene, però siamo già in Divisione 5, quindi è dura, lei è sicuramente più dura perché gli avversari sono più cazzuti e cattivi. Ho uno score un po' di merda, sono sincero, 24 vittorie, 13 pareggi, 18 sconfitte, sicuramente non è uno score incredibile, però vabbè, insomma, purtroppo col bug dei colpi di testa, col Comendone che diciamo FIFA ha giocato un po' meno l'anno scorso, ha giocato più a PES e tutto quanto, ha perso un po' la mano, speriamo di riprendere. Dai, raga, andiamo con il... Vai ragazzi, andiamo, siamo contro il Real Malaga, cioè poteva essere 83. Questo è la Bundes, ma la 3 del Borussia, il Leva, Royce, poi c'ha... Madonna, il Bayer e Borussia con l'Hamburgo, mamma mia. Questa è una bella squadra, eh? Vai ragazzi, prima partita divisione 5, andiamo. Vidal, bagno schema Vidal, per Abate, per Vidal, a Benatia, vai bene per Marchisio, il Marchisio per De Rossi, ottima azione, Escia, vai Constant, vai Kevin, non sei una merda nel Milan, magari nel gioco fai bene, vai Constant, a titolo di testa! Mamma mia, Marchisio, il principino, Marchisio! Ed è subito gol al quarto minuto. Claudio è il principino, Marchisio! 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Vai Fioi. Bravi, Marchisio. Ah, che palle, recupera qua Blacikowski, il Blaci. Occhio al Blaci. Occhio, guarda che tira subito, mamma mia, recupero del Barza. Devo comprare il Chiello però, il Chiellini è il mio prossimo obiettivo. Il Barza. Barza per Constant. Constant vede Marchisio. Marchisio ancora, la da Tevez forse fuori gioco, sì. Offside Comendiano, ragazzi. Oh la, il Cumendo, la. I dominatori sexy devono dominare, ragazzi, se noi siamo nati per dominare. Dai, corri, vai, Elsha con la tua crestona. Niente da fare. Recupera Subotic, recupera subito. Maledetto. Boateng. Questo è tutta la Bundesliga. Tevez vede Vidal, bagno schiuma Vidal, finto di Vidal, cosa ha fatto Vidal? 2-0, 2-0, mamma che comenda, che inizio figlio. Che inizio per Veneziano figlio. Che inizio per il Veneziano. Götze, Marietto Götze. Niangone ma sbaglia.
Oh, che mancano 4 minuti, non è finita, non è finita. Royce, occhio al Royce. Bravi in difesa. Esce. Bravo, esce. Marchisio, di tacco. È un po' impreciso, va ancora esce per Tevez, forse non è fuori, no, non è fuori gioco, impossibile. Il numero di Tevez, numeraccio di Tevez, e poi però la perde. Ha fatto la cosa più difficile. Recupera Marchisio. Mamma che dominatori sexy, ragazzi. Abate per Vidal. Non perdiamola così. Non perdiamola così. 2 di recupero comunque. Bravissimo, bravissimo. Vidalone, Vidalone, bravo Vidalone. Ed è finita. Primi 3 punti, ragazzi. Primi 3 punti. Siamo contro i Turkish Airlines e anche questa è la Bundesliga. Speriamo, sarebbe bello fare 6 punti in 2 partite, cazzo, però questa è una bella squadra, anche lui 83 di valutazione, quindi un punto in più. Io ho ancora i dominatori sexy perché voglio fare 2 partite con dominatori sexy e 2 partite con Real Venezia. Ok. Oh, piove. Vai Escia. Spettacolo Escia, grandissimo Escia. Bravo Stefanino. Bravo Stefanino. Stefanino parte subito alla grande. Ma però tiro di merda. Tiro di merda. Attenzione a Royce. Madonna, ancora la fatalità 2 Bundesliga. Certo che proprio la Serie A la fanno in pochissimi. Gol. Tutti Premier League e Bundesliga. Anche la Liga ho visto poco, onestamente. Forse perché costano tanto i giocatori, non lo so. Però Premier League tutti. Cioè Premier League e Bundesliga un casino di gente. Vai Pepone. Pepone per Elsha. No, Barzali, muovi te, che cagata, gol. Incredibile. Gol di Mandzukic, troppo lento il Barza. Troppo lento il Barza. Porca puttana, guarda che gol di merda che ho preso. Cosa cazzo ha fatto il Barzali qua? Vai. 1-0 per i Turkish Airlines. La pioggia mi sta un po' sui maroni però, eh. Vai Tevez, di cattiveria adesso, voglio la rimontata. Voglio la remontata. Oh, sì, che imbarcata, quelli schiavoli imbarcati. Mamma mia. Grande recupero. Attenzione, attenzione a Royce. Sveglia, nazione inizio veramente disastroso. Vai Pepone. Niente, per nessuno. Bello sto passaggio, un passaggio proprio emozionante. Vai Barza, bravo Barza. Vai Abate. Abate per Niang. Vai Niang, Niangone, problema di profondità, ma recupera bene la difesa. Cambio gioco, ma ancora la Bundes, ancora la Turkish Airlines. Marchisio. Tevez. E questi qua sono veloci, porca puttana. Mandzukic. Mandzukic. Fuori, 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 dai che fuori, dai che fuori, dai che fuori. Niangone. No, no, sto giocando di merda però. Comendone, sveglia. Allora Vidal. Recuperano ancora, gioca bene questo. Questo gioca bene. Vai Escia. Vai Escino. Vai Stefanino. Azione, buona azione, ma recupera bene. Recupera bene la squadra della Bundesliga, recupera molto molto bene. Altra passaggio in profondità. Ci facciamo beffare sempre così. Grande Pepone. Mamma che intervento, non ci credo. Calcio d'angolo regalato. Porca puttana, stiamo soffrendo come dei bastardi però, eh. Di testa andiamo noi. Bello sto passaggio. In difficoltà il Real Venezia, ragazzi. Crisi nera per il Real Venezia questa partita. Vai il contropiede. Vai Marchisino, vai Principino. Per Escia.
Escia, vede Niang. Niang per Vidal. Vidal per Escia. Recupera bene, che cazzo fa? Dai che sto registrando, pippone. Sto registrando. Sto registrando. Da tenere fada. Prendila, ma prendila! C'è proprio un problema in difesa, eh. Ma guardati sto coglione. Eccolo qua il 2-0. Eccolo qua. 2-0. Blachikowski. La difesa non c'è oggi, eh. In questa partita la difesa non c'è. 2-0 al 28esimo. Che imbarcata, raga, che imbarcata. Caputtana. Bravissimo Constant. Dai, proviamoci. Bravissimo Escia. Cosa ha fatto Escia? Cosa ha fatto Escia? Che gol che ho fatto! Che gol di Escia! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Golazzo di Stefanino! Golazzo di Stefanino! Grande gol del Cumendone, grande gol del Cumendone. Mamma mia, fino all'ultimo si mi applaudo. Che cazzo fai, dai? Tattica offensiva e subito il gol. Primo tempo di merda, nel secondo tempo siamo cresciuti però. Dai, dai cazzo. Ce la possiamo tranquillamente fare, eh? E che non dobbiamo cappellare in difesa, cosa non facile per il Cumendone, ma... Gundogan. Dai, un po' di pressing, un po' di cuore, dai. Occhio Alam. Eccola là. Vara, 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 vara. Mamma mia. Vai Pepone. Occhio Alam, ancora Alam. Sto qua si è incazzato, se vuole farmi il 3-1, la vuole richiudere. Vai Constant, l'asse milanese. Escia, bravissimo, Escia adesso in forma, finalmente vai di testa qualcuno! E la prende lui, niente, io di testa ne segno sì, ma non quanto, ma ne subisco di più, sinceramente. Eccola, nessuno centrocampo, ma dove cazzo è il centrocampo? Grazie. Dai Peppone. Bravissimi. Dai Vidal. Vai Niang. Niangone, vede Tevez. Tevez, male, male, male. Bravissimo, non è fallo mai, non è fallo mai. Elisha, bravissimo per Tevez. Vai Tevez. Prova il tiro Tevez. Troppo lontano, cosa ho fatto? Devo andare un po' più vicino, però Cumendon. De Rossi. Stiamo giocando bene il secondo tempo, però. Tevez, un tiro da dimenticare per Carlitos. Bello Tevez. Vedo che tra Constant e Tevez veramente, cioè, mamma mia. 70esimo, stiamo giocando bene. Mamma mia, per poco sbagliava. Ha paura adesso l'avversario, ha paura. Ha paura. Dai che ha paura. Dai che ha paura. Tevez. E Niang non riesce a prenderla. Dai che roba nostra, dai che roba nostra, dai che roba nostra. Perché l'aveva giocato così anche nel primo tempo? Puttana miseria, muoveve. Vai Escia. Bravissimo Stefanino. È salito in cattedra Stefanino. Stefanino in cattedra. Vai di testa al spondone. Vai Escia. Non ci credo, ho sbagliato il tasto. Puttana merda. Marchisio. Prova un tiro impossibile. E no, io al 76esimo non meritiamo di perdere adesso. Non meritiamo di perdere. Guarda che perde te. Ma vai a fare in culo, froccio di merda. Dai Fioi. Dai Fioi, massimo rispetto per gli avversari, però non perdete tempo, cazzo. E nel primo tempo sembrava una bestia, porca puttana. Calcio d'angolo, siamo ancora vivi, cazzo, sia... No! No, non è calcio d'angolo, non ci credo, non ci credo.
80esimo, cazzo, 80esimo, stiamo dominando adesso. Dai, tira, De Rossi! Non ci credo, non ci credo. No, Vidal, chi cazzo ha sbagliato? Ma va a cagare, va. Ma puttana troia. Era l'occasione di pareggio, adesso prendo anche il gol, non ci credo. Mamma mia, guarda, mamma mia. Guarda il cumulativo, passaggio di merda, cumulativo. Adesso rischio pazzesco del possibile pareggio su 1000 azioni. Eccolo là. Buttala via, Dio Christiansen. Bravo. Vai il contropiedone. Vai, esce. È salito veramente in cattedra Stefanino. Stefanino la dà Marchisio. La palla schizza con la pioggia. Dai, arriviamo noi. Dani Young. Niente, questa la perdiamo. Però non mi cioè, bah, secondo me primo tempo di merda, concordo. Mentre primo tempo scandaloso. Però nel secondo tempo secondo me abbiamo giocato molto meglio. Vai. Vai Niangone. Puttana troia, niente. Non devo pareggiarlo, ho capito. Allora, va sì, però in difesa non possiamo fare ste robe. Alla fine però ho subito anche azioni, Per me è un pareggio la cosa più giusta comunque. Vabbè. Va bene. Che prendo gol da culo, quello è il problema. Niente, basta, finita. Vaffanculo, va. Va bene, però è stata una bella reazione almeno, dai, almeno quello. Però adesso la strada per la divisione 4 è in salita, perché ho perso una partita, la seconda partita 3 punti, devo fare, mi pare 16, devo fare 16. Vabbè, dai, purtroppo lo score che è una merda, faccio vittorie e sconfitte, sconfitte e vittorie, non riesco a fare una striscia positiva di 10-15 vittorie, mi bastaria 5 al manco. Ma boh, dai raga, adesso ci ribecchiamo per le ultime 2 partite della divisione 5 per vedere se riusciamo ad andare in divisione 4. Raga, un saluto. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.